Buon pomeriggio a tutti ragazzi. Come saprete, l'Antartide è sempre stato un luogo misterioso, sia per noi complottisti come ci chiamano, oppure per scienziati di tutto il mondo, dei geologi della NASA, della ESA, ma anche di forze militari come la Germania, come la Russia, come l'America, tutti quanti con questo Antartide, diciamo ghiacciaio, che in realtà negli ultimi tempi è emerso che ci sta un'enorme e misteriosa anomalia. Quindi ci sta qualche cosa che non va, qualcosa di grosso sotto questo spessore di ghiaccio che è davvero immenso. Quindi non sanno che cosa ci sta, però c'è qualche cosa di grande. La chiamano anomalia gravitazionale della Terra di Wilkes. Quindi non sappiamo che cos'è, però secondo i primi radar che hanno fatto c'è la presenza di un enorme oggetto al centro di questo cratere d'impatto, che sicuramente è l'impatto di qualche asteroide molto grande. Forse si pensa addirittura che questo asteroide killer che ha fatto questo buco, diciamo così, grande, è stato quello che ha fatto l'estinzione Permiano-Triassico, quello che uccise più o meno il 96% delle creature del mare e anche il 70% di quelle terrestri. Quindi si pensa che qualcosa lì dentro ci sta. Purtroppo lo spessore è molto grande di questo ghiacciaio, ragazzi, non è una cosa che tu vai là, fai un buco e vai, no? Lì c'è da scavare bene bene bene. Non so quanti chilometri sono, ma di certo la perforazione di questo spessore secondo me è quasi impossibile, quindi non è una cosa che si può fare. Quindi tante sono le cose complottiste che si pensano. Qualcuno ha detto ci sta qualche UFO là sotto nascosto, qualcuno ha detto che ci sta forse qualche barco spazio-temporale lì sotto. Ognuno poi ha detto la sua, quindi in effetti ognuno poi dice che vuole, cosa vuole. Quindi qualcuno dice che ci sta un oggetto enorme che potrebbe cambiare la nostra comprensione della storia. Quindi poi è a discrezione, ragazzi, di chi giustamente la fa. In effetti ognuno fa una sua teoria, quindi in effetti dice questo purtroppo è un cratere d'impatto di 300 miglia di larghezza, quindi qualche cosa ci deve stare di sotto, quindi non si sa che cosa, però c'è qualcosa. Purtroppo il problema è che non possiamo arrivare lì sotto, quello è più guaio. Quindi il problema è che quando riusciremo a fare un buco per arrivare lì dove dobbiamo arrivare, quindi diciamo che ci sono problemi per vedere cosa c'è sotto. Con tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione non ci sta modo di arrivare di sotto. Qualcuno dice che c'è un altro mondo al di sotto di questo ghiacciaio, quindi poi ognuno, ragazzi, racconta quello che vuole, però l'anomalia ci sta, c'è come se fosse un campo gravitazionale, qualche cosa di molto potente che giustamente ai radar e tutte queste cose risulta come una forte radiazione che viene da sotto, quindi qualche cosa ci deve stare che emana questa cosa, diciamo, radioattiva, nel senso di radiazione, quindi qualche cosa la produce, non è che la radiazione da sotto al ghiaccio arriva da solo. Poi hanno visto che è un oggetto grandissimo in questo cratere che è stato d'impatto, però giustamente riescono solo a vedere questo enorme oggetto che emana questa radiazione, ma poi più di questo non possono, a meno che non fanno un buco chilometri e chilometri e poi comunque potrebbero riuscire a vedere limitatamente qualche cosa, perché questo è ghiaccio che non si scioglie mai, ragazzi, quindi non è una cosa facile. Tu vai là, fai un buco, no, là sono chilometri e chilometri di ghiaccio, che fai un buco?
quindi non è una cosa facile. Quindi non credo che per il momento riusciremo a sapere questa anomalia che cos'è. Spero che qualcuno ci riesca, però da come stanno le cose, ragazzi, questo articolo, pensate, uscì nel 2006, stiamo nel 2019, ragazzi, e ancora tuttora il problema rimane. Adesso ultimamente avevano detto che andavano il 1° dicembre di quest'anno, già ve l'avevo detto in un altro video, quindi diciamo che questa spedizione sarà quest'anno nel 2019, anche se non la vedo tanto bene, perché comunque ci vuole un'attrezzatura che forse noi non abbiamo, quindi non è che ci vuole tanto, perché se no, ragazzi, parliamoci chiaro, questa cosa l'avrebbero risolta già tanti anni fa, quindi sarà la solita spedizione a perdere tempo e a spendere soldi. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo fra poco con qualche altro video, qualche altra novità, e può darsi video informativi, sempre informazione comunque, quindi ci sentiamo dopo, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi.